In questo video voglio spiegarti come sono riuscito a risolvere una problematica di dolore cervicale che mi faceva soffrire da 5 lunghi anni in meno di 3 mesi senza fisioterapia, farmaci o chirurgia. Se sei qui a guardare questo video, probabilmente anche tu hai dolore alla cervicale e vuoi risolvere in modo definitivo. Penso che questo video ti servirà immensamente e ti darà sicuramente delle informazioni che non hai mai sentito prima, o se le sentite pensavi che fossero state delle cose un po' strane. Bene, queste cose che ti dirò sono sicuramente strane all'inizio, potrai essere scettico, ma hanno funzionato per me e hanno funzionato per migliaia di altre persone. Infatti ti dirò i 3 step che io ho utilizzato nel mio caso per risolvere una cervicale cronica persistente da 5 lunghi anni. Bene, partiamo dall'inizio, ma prima di darti quindi la soluzione voglio presentarmi. Io sono Veneziano Alessio, sono un fisioterapista e mind body coach. Ho fondato il mio portale venezianotherapy.com, dove attraverso articoli, un videocorso che si chiama Neurobalance e dei video come questo di YouTube educo i miei clienti pazienti a ritornare a stare bene dopo dolori cronici. Dolori cronici, in questo caso parliamo di dolori cronici che durano quindi da 3 mesi in su, che non sono dovuti da problematiche gravi come malattie autoimmuni, infezioni, fratture. Ok? Quindi partiamo dall'inizio. Come sono arrivato a capire queste soluzioni? Bene, tutto è partito quando avevo 19 anni, soffrivo di cervicalgia dopo un infortunio in palestra con la panca piana, con un esercizio di panca piana. Ho sentito un dolore lancinante che partiva dalla scapola sinistra e arrivava sul collo sinistro. Bene, te la faccio breve, da lì fino ai 5 anni successivi il dolore era sempre rimasto latente 24 ore su 24, e soprattutto andava su l'intensità quando ero in ufficio, quando lavoravo al computer, quando facevo dei lavori ripetitivi e magari chinato in avanti. Tutto era partito quando avevo 18-19 anni. A quel tempo già facevo il massaggiatore e part-time facevo il tecnico informatico, quindi stavo molto al computer. Il fatto di fare il massaggiatore mi ha dato molte conoscenze su chi mi poteva aiutare su questo dolore. Conoscevo già dei fisioterapisti, conoscevo già dei massaggiatori, degli acupunturisti, degli acupuntori, conoscevo degli istruttori yoga, già praticavo dello yoga e altri terapisti di altro genere, di altri un po' più alternativi. Ho preso dei farmaci, sono andato a fare piscina, ho cambiato delle diete, insomma le ho provate veramente tutte. Però il dolore alla cervicale continuava. Sapevo c'era solo un indizio che era rimasto nella mia ricerca, che era quello del fatto che il mio dolore andava su quando il mio stress andava su. Il mio stress andava su, il dolore andava su. Da lì ho iniziato a fare un po' di ricerche. Ovviamente, 4 anni mi sono dimenticato di dirtelo, sono entrato a fisioterapia, che era una delle mie passioni. Sono entrato a fisioterapia studiando all'università di Groningen in Olanda, quindi un programma, un curriculum in inglese, cosa che mi ha veramente salvato, credo, la vita, mi ha cambiato la vita il fatto di studiare in inglese, e te lo dirò tra un attimo il perché. Sono arrivato quindi all'università, nonostante fossi circondato da fisioterapisti e da professionisti del settore della riabilitazione, il mio dolore alla cervicale è rimasto latente. Latente vuol dire che da 0 a 10 rimaneva sempre più o meno a 5, a 6, con picchi da 8 o 9 quando ero sotto stress. Arrivo fino quasi alla fine del percorso universitario, ero al 3° anno, ci sono 4 anni di università di fisioterapia. Arrivo al 3° anno, si studiano i dolori cronici. A quel punto vengo a sapere che c'era qualcosa relativo al sistema nervoso, il fatto che il sistema nervoso può creare un dolore, può far persistere il dolore cronico, che sia arrivato il dolore da un infortunio o che non sia arrivato da un infortunio. A quel punto faccio le mie ricerche anche online, vengo a conoscenza di un video di un dottore che
seguivo da diverso tempo Andrew Weil, un dottore di medicina integrativa o integrata, quindi medicina convenzionale più la medicina diciamo proprio alternativa, le mettiamo insieme e questa è la medicina integrata, quella che quindi dà spazio quindi alla psicologia, alla spiritualità, alla parte emotiva del dolore, quindi tutti i fattori che nella medicina normale non vengono presi in considerazione. Nella medicina normale prendiamo in considerazione solo il corpo, le tue ossa, i tuoi muscoli e basta. Questo è quello che prendiamo in considerazione nella medicina normale. Non sono assolutamente d'accordo perché nel mio caso ho risolto con una medicina integrata, quindi che prende anche l'aspetto più psicologico del dolore, e questo è quello che ci dice anche la nuova neuroscienza del dolore. Nel mio canale YouTube troverai molti video su questa parte qui di neuroscienze del dolore, quindi ti invito dopo questo video di vedere gli altri perché faranno di integrazione a quello che sentirai oggi. Nei link in descrizione ti metterò anche tutto quello che ti serve, tutto quello che sto menzionando. Quindi torniamo un attimo indietro. Arrivo all'Università di Groningen, inizio a studiare il dolore cronico, inizio a sapere che c'è qualcosa relativo all'emozione, vado quindi a informarmi su internet, ovviamente arrivo a YouTube, vedo questo video di Andrew Weil, che è questo dottore di medicina integrata, che parla a un'altra persona, l'intervistatore. L'intervistatore gli chiede cosa ci potrebbe essere oltre al dolore fisico, come potrebbe esserci questa connessione tra dolore e emozione. Bene, Andrew Weil semplicemente risponde che un suo amico, un suo conoscente aveva risolto il suo dolore alla parte lombare con semplicemente la lettura di un libro. Questa lettura di un libro era del dottor Sarno, un libro del dottor Sarno che si chiama Healing Chronic Back Pain, curare il dolore cronico senza farmaci, senza esercizio fisico e senza chirurgia. Ora, ovviamente, io da studente di fisioterapia in quel momento ho pensato, ma non è possibile, come fai a risolvere una problematica cronica senza queste tre cose? Almeno l'esercizio fisico, quindi almeno l'esercizio terapeutico, quindi da fisioterapista. La cosa mi ha incuriosito, ovviamente prima di leggere il libro ho visto le recensioni e c'era scritto nelle recensioni che molti di chi avevano letto il libro avevano avuto un grande sostegno, si erano curati praticamente leggendo il libro, cosa che mi ha veramente stupito. Ho detto, leggiamo il libro. Cosa è successo? Ho letto il libro parlava di varie tematiche, quindi come il fatto della repressione delle emozioni, il fatto di reprimere le emozioni come paura o frustrazione o stress o depressione, tristezza. Tutte queste emozioni possono creare un sistema nervoso ipersensibile che crea queste contrazioni muscolari. Leggendo questo libro c'erano delle testimonianze, non delle testimonianze, delle caratteristiche di vari pazienti, quindi degli esempi di vari pazienti che lui aveva visto, e tutte avevano delle comuni cose, questi pazienti: il carattere, delle personalità, una personalità di tipo perfezionista, una personalità che ha molta responsabilità sulle spalle, una personalità che è difficile per lui dire di no alle persone, quindi anche chiamata people pleaser. Comunque, la faccio breve, il libro, dopo 3 settimane di lettura, quindi sono arrivato alla fine, me lo sono veramente mangiato questo libro, ho risolto l'80% del mio dolore. Vuol dire che se il mio normalmente era sempre sul 5 e il 6, il mio dolore è arrivato a 2. Ho pensato, cavolo, qua c'è qualcosa effettivamente che sta funzionando solo con la conoscenza, ok? Quindi i 3 step che ti stavo dicendo erano conoscenza, regola, mindset. Ora ti parlerò di tutti questi 3 step, ok? E come li ho applicati nella mia esperienza. Il primo step è la conoscenza. Ho letto il libro, ho capito che c'era una connessione, ho capito che era il mio sistema nervoso a creare questa ipersensibilità
il fatto quindi che io non ero in bilanciamento, e non ero in bilanciamento perché le mie emozioni erano molto altalenanti, ed erano molto altalenanti perché io reprimevo il fatto di fare un lavoro che non mi piaceva. Io ero in quel momento informatico, ho fatto un lavoro da informatico per molto tempo, quindi quando è iniziato il dolore ero un informatico. Non mi piaceva il mio lavoro, reprimevo molto le mie emozioni, non tendevo a darle voce. Lo stress mi ha fatto capire che era la chiave, quindi se io lavoravo sullo stress, lavoravo sulle emozioni, potevo risolvere il problema. La regolazione del sistema nervoso, quindi lo step 2. Cosa ho iniziato a fare? Ho iniziato a fare del tapping, del tracciamento somatico. Queste due cose hanno dato un tremendo aiuto al dolore, perché sono andati immediatamente a calmare il sistema, a far capire che il dolore era semplicemente una sorta di protezione del mio corpo che mi stava dicendo: oh, guarda che c'è qualcosa che stai reprimendo, guarda che c'è qualcosa che non gli stai dando voce. A questo punto il tapping e il tracciamento somatico hanno fatto sì che il mio corpo è andato in equilibrio, il mio sistema nervoso è andato in equilibrio. A quel punto dovevo semplicemente fare questa connessione col mindset, quindi lo step 3, che se il dolore arrivava avrei dovuto collegarlo al fattore emotivo. Ovviamente questi 3 step è un ciclo diciamo quasi infinito, perché ad oggi ogni tanto quando il dolore arriva, e arriva ancora, devo semplicemente mettere lo step 3, perché lo step 2 lo faccio già di mio, cioè io mi alzo la mattina, faccio un po' di tapping, faccio un po' di meditazione, a volte uso anche la scrittura espressiva che è anche lì dentro lo step 2 di regola, e a questo punto la mia cervicale va giù, la mia cervicalgia va giù veramente in qualche minuto. Nei casi più diciamo gravi negli ultimi 2-3 anni magari dura per qualche ora, ok? Ma mai per un giorno intero. Ecco che se guardi questo video e hai capito che ci sono, anche tu hai questa connessione tra stress e dolore, ti invito a guardare il mio sito web. Ci sono diversi articoli dove ti insegnerò innanzitutto che cos'è la scrittura espressiva, che cos'è il tapping, che cos'è il tracciamento somatico. Queste 3 cose sono venuto a saperle attraverso il lavoro di chi è arrivato dopo il dottor Sarno, perché il dottor Sarno semplicemente diceva: ok, se hai fatto questa connessione tra dolore e emozione, del lavoro l'hai già fatto. Ovviamente nel mio caso era molto più semplice fare questa connessione, perché ho detto il mio collo è sano, sapevo che non avevo problematiche gravi, sapevo che il dolore arrivava sotto stress, e quindi avrei dovuto semplicemente fare questa connessione con l'emozione. Magari su di te tu pensi: ok, io ho delle ernie, ho delle artrosi, ho delle problematiche di discopatie. Ovviamente la maggior parte di coloro che hanno problematiche croniche hanno paura che ci sia qualcosa in più, che ci sia una problematica di questo tipo strutturale. Ecco perché bisogna lavorare anche su quella parte lì, sul fatto di pensare che quella parte lì strutturale non è il problema. Ovviamente serve una diagnosi, ovviamente serve capire che non hai una problematica grave. Questo non lo può dire solo il fisioterapista, lo deve dire anche il medico. Quindi come potresti fare da adesso in poi? Cioè, cosa questo video potrebbe darti in più? 1, la conoscenza, ti potrebbe dare la conoscenza, la metodologia che puoi regolare il tuo sistema nervoso attraverso questi esercizi che ho menzionato, e un cambio di mindset. Se tu provi questi 3 step non hai nulla da perdere, perché ovviamente sei arrivato fino a qua magari dopo mesi se non anni di dolore. Se non vuoi perdere ulteriore tempo, ulteriori soldi facendo una ulteriore diagnosi che molte volte sono errate, prova questi 3 step e sono sicuro che anche uno di questi step ti può dare un piccolo giovamento. Il piccolo giovamento ovviamente potrebbe già dartelo alla conoscenza. Quello che ti sto dicendo in questi 15 minuti ovviamente non è essenziale per farti guarire, per darti tutta la panoramica di quello che devi fare, ma spero di averti dato almeno l'inizio. E
Appunto, il mio metodo Neurobalance è quello che potrebbe darti questa panoramica. È un metodo che va a incorporare quindi il tracciamento somatico, il tapping, la meditazione, la conoscenza, quindi la neuroscienza del dolore. Tra l'altro, questa neuroscienza del dolore è una vera e propria terapia. Ci sono differenti studi scientifici ad attestare che se tu metti insieme neuroscienza del dolore ed esercizio, hai molto più vantaggio che mettere solo l'esercizio come terapia. E questo è un dato di fatto, cioè praticamente sempre così. Voglio che fai mente locale, che prendi queste informazioni, ci rifletti un attimo, leggi e poi magari commenti questo video dicendo: ok Alessio, ho capito, però non vorrei avere più informazioni su questa tipologia di trattamento. Leggiti particolari articoli che ho scritto sul dolore neuroplastico, che è molto differente dal dolore cronico normale, come viene detto in Italia. Il dolore cronico neuroplastico, appunto, quello che non ha derivazioni da dolori strutturali, da problematiche strutturali, ok? Non vado troppo nello specifico perché sarebbe altrimenti un video di un'ora. Per carità, se hai delle domande in più potrai farmele nei commenti, magari faccio un altro video spiegandoti che cos'è il dolore neuroplastico, ma quello lo troveresti anche già su YouTube. Quindi la call to action alla fine cosa dovresti fare? A leggere le informazioni. Inizia dallo step 1, la conoscenza. Lo so, lo scetticismo è sempre lì, è alla portata di tutti, cioè nel senso che penserai non è possibile che attraverso dei metodi psicologici si possa guarire il dolore fisico, eppure questa è scienza. Siamo nel 2023, quasi 2024, quando giro questo video, quindi oggi sappiamo molto molto di più rispetto a 10 anni fa, ok? Sta cambiando molto molto la fisioterapia, sta cambiando la psicologia, sta cambiando la neuroscienza. Non vado avanti, voglio darti l'ultimo invito di andare anche a vedere il mio portale venezianotherapy.com e troverai nel menu in alto la masterclass, dove ogni mese circa faccio una masterclass di un'ora e mezza dove spiego bene queste informazioni con delle slide, e quindi anche non solo la teoria ma anche la pratica. Ok, la pratica del tapping, la pratica del tracciamento somatico la faremo assieme. Basta che vai sul sito e ti prenoti e ci vediamo dentro alla masterclass. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima.